Rivoluzione nel trasporto pubblico locale, che parte proprio dal Veneto. Basterà scaricare una semplice app per avere a portata di smartphone tutti i mezzi e pianificare i propri viaggi. Da A a B, da un punto A a un punto B di qualsiasi parte del Veneto ma dal mondo, puoi andare ad attivare un unico biglietto su qualsiasi mezzo di trasporto, la gomma, la navigazione e per alcuni tratti ancora, per alcuni tratti quello ferroviario. Auspichiamo che con la Regione Veneto di mettere assieme questa applicazione per arrivare anche al trasporto ferroviario completo e quindi avremo il biglietto unico. Da oggi comunque si parte, il Veneto è il primo ad avere un'applicazione così modulare che può viaggiare su tutti quanti i mezzi di trasporto. Dopo anni di sperimentazione, la app presentata a Cafarsetti alla presenza del sindaco, dell'assessore regionale ai trasporti e delle varie parti coinvolte, raggrupperà le aziende di trasporto locale per l'emissione unificata dei biglietti di viaggio. L'obiettivo nostro è quello di arrivare al biglietto unico e quindi ad arrivare non solo ad una tariffa unica per tutta la regione che sia uguale tra ferro e gomma e con tutte le dovute considerazioni per l'acqua, ma arrivare anche ad una integrazione intermodalità dove ci si può muovere all'interno di tutta la regione utilizzando un mezzo pubblico, poi che sia di un tipo o dell'altro non importa. L'app è scaricabile gratuitamente, è multilingue e quindi funziona in ogni parte del mondo. È di facilissimo utilizzo e basta impostare il punto di partenza, la via di partenza di quella città a un'altra via di partenza e avrai tutta quanta la tratta di percorrenza con i tempi di snodo tra un mezzo e un altro senza dover pensare a quale mezzo prendere, con quali orari. Hai tutto quanto, hai anche le piccole tratte a cammino se c'è da un punto a un altro punto dove c'è la fermata di un autobus anziché quella del Vaporetto di Venezia. Hai quanti minuti, poi devi percorrere a piedi per andare a prendere quel mezzo lì e hai tutti quanti gli orari.